Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica cari amici. La preghiera di questa domenica ci fa chiedere a Dio, che è onnipotente e misericordioso, che solo Lui può dare a noi Suoi fedeli il dono di servirlo in modo lodevole e degno. Ci fa chiedere che Dio onnipotente e misericordioso ci aiuti a camminare senza ostacoli. Ecco, camminare senza ostacoli verso i beni che Lui ci ha promesso. Ecco, questo desiderio che abbiamo di felicità, che Dio ha messo nei nostri cuori, nel cuore di ogni bambino che viene alla luce in questo mondo e che miseramente poi fallisce, ecco, si possa realizzare. Allora, qual è l'ostacolo più grande che è davanti a noi, che non ci fa camminare sicuri della felicità? Ecco, è la dimenticanza, il fatto che, come diciamo nella canzone, noi dimentichiamo troppo facilmente, lo dico in italiano ma a me piace a dirlo in dialetto, noi ne scordiamo troppo facilmente della cosa più importante della nostra vita di uomini, che siamo nati senza fare domanda. E di tutte le cose che ne siamo pieni, ammesso che ne siamo pieni, quando moriamo non ne portiamo niente, quindi è inutile che abbiamo la puzza sotto il naso, che facciamo a gara a chi è o più spirito, o più bello, o più ricco, o più forte, o più veloce. Poca cosa. Noi dimentichiamo che siamo nelle mani di Dio. Chi ci ha fatto con questo desiderio di felicità può farcelo compiere. Noi non siamo capaci di farci felici e nemmeno siamo capaci di fare felice a un figlio. Se ci riusciamo per i primissimi anni della sua vita, poi dopo non ci riusciamo più, amici miei, perché siamo a questo livello impotenti. Quindi coraggio, non ci scoraggiamo. La felicità ce la può dare solamente Dio, a incominciare da questa esperienza sulla terra, questa avventura misteriosa che per tanti nostri fratelli, maschio o femmina, si interrompe in maniera brusca, terribile, insomma, senza preavviso. Ecco, questi attentati cosa vogliono dire alla nostra vita? Sono anch'essi parola di Dio. Dio parla anche attraverso, forse soprattutto attraverso quello che accade. Sentiamo continuamente che dei nostri fratelli muoiono a questa vita terrena per mano di qualche esaltato, di qualche pazzo, ecco, che sale su un furgone, su un camion e ti mette sotto all'improvviso, cioè bombe che accadono. Ecco, la nostra vita è nelle mani di Dio. Non dimentichiamo Gesù che ci dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, perché Dio Padre non ci ha creati per scherzo, per così, non si sa chi più, chi meno, no, ci ha creati per l'eternità, per la felicità eterna. Allora, forza, viviamo questo momento, carissimi amici, e iniziamo con quanto ci ha detto di bello Papa Francesco proprio domenica scorsa all'Angelus. Ascoltiamolo, è un piccolo pezzo. Oggi nel Vangelo Gesù si rivolge ai Suoi, a tutti noi, dicendoci beati. E la parola con cui inizia la sua predicazione, che è il Vangelo, la buona notizia, perché è la strada della felicità. Chi sta con Gesù è beato, è felice. La felicità non sta nell'avere qualcosa
o nel diventare qualcuno. No, la felicità vera è stare col Signore e vivere per amore. Voi credete questo? Più o meno, no? E la felicità vera non sta nell'avere qualcosa o nel diventare qualcuno. La felicità vera è stare col Signore e vivere per amore. Credete questo? Un po' meglio, va. Dobbiamo andare avanti per credere questo. Crediamo, così. La nostra fede è vacillante, amici miei. La felicità è una cosa seria. Albano e Romina hanno cantato la felicità è un bicchiere di vino con un panino, sì, per dire le cose semplici, però la felicità è sentire Dio con noi. Difatti questo è l'annuncio, questa è la buona notizia che l'angelo Gabriele ha portato a Maria e che lei, che è l'immagine della Chiesa, continua a portare a noi. Il Signore è con te, fratello mio, sorella mia, amico mio. In qualunque circostanza tu sia, perché c'è chi è giovane e chi è vecchio, chi è ricco e chi è povero, chi è sano e chi è malato, a chi gli girano bene le cose in un periodo della vita e manco però ringrazia, e a chi magari si trova in difficoltà. Ecco, l'annuncio qual è? La buona notizia qual è? Il Signore è con te, il Signore Gesù che è venuto per darci la forza, che è un desiderio in noi, di credere in Dio. Ecco, Gesù è venuto a darci la forza di credere in Dio, la grazia di Cristo. Gesù è il Cristo che ha preso la nostra natura umana, che ci vuole dare la forza di fidarci di Dio sempre, Dio nostro Padre. Allora ascoltiamo quest'altro intervento bellissimo di Papa Francesco, che risponde a una domanda del cappellano del carcere di Padova, Don Marco Pozzo, un tipo interessante. Ecco, sentiamo cosa dice sul Padre Nostro. Santo Padre, il 13 marzo del 2013 è stata una serata un po' strana a casa mia. Ero alla televisione, avevo appena recitato i Vesperi, quindi per la Chiesa, per la liturgia, ero già nel 14 marzo, e il 14 marzo compie gli anni la mia mamma. 13 marzo lei è uscito dalla Loggia Vaticana e noi abbiamo appreso con immenso stupore che si sarebbe fatto chiamare Francesco, Papa Francesco. Il mio papà si chiama Francesco. Io quella sera ho avuto la sensazione di avere Dio così vicino come non l'avevo mai avuto prima. Per questo che tra i 1000 titoli mi piaceva iniziare chiamandolo Santo Padre, per due motivi. Prima di tutto perché c'è il termine padre e a me richiama la figliolanza. E poi santo perché lei è un padre che richiama la santità di Dio. E mi piaceva partire proprio da qua, no? Dal concetto di padre, perché è la preghiera che mi ha insegnato papà quando ero bambino, il Padre Nostro. C'è quasi lo stupore nel vedere che c'è un Dio che si fa dare del tu dalle sue creature. Mi piacerebbe sapere da lei l'emozione, anche per un Papa, oggi, di pregare il Padre Nostro dando del tu a Dio. A me dà sicurezza, incomincio di qua, mi dà sicurezza, non mi sento sradicato, non ho un senso di orfanezza, ho un padre, ho un papà che mi porta alla storia, mi fa vedere le radici, mi custodisce, mi porta avanti. E anche un papà che davanti a lui, perché lui è il grande, è Dio, io mi sento sempre bambino. E si deve farsi così perché Gesù ha chiesto quello, no? Di sentirsi bambini. La sicurezza di un padre
Ma un padre che ti accompagna, ti aspetta, ma pensa alle parabole di Luca 15, che quando sei pentito di strade difficili, di strade brutte, e tu prepari il discorso per dire ma non ti lascia parlare, ti abbraccia, ti fa la festa, papà che ti ammonisce bene, stai attento, guarda questo, ma ti lascia libero. E credo che oggi il mondo ha perso un po' il senso della paternità. È un mondo ammalato di orfanezza. E sentire questo dire Padre nostro, perché non sono il figlio unico. Dalle volte i cristiani potremmo avere il pericolo di sentirci figli unici. No, no, tutti, tutti. Anche quelli disprezzati sono figli dello stesso Padre. Gesù ci dice, saranno i peccatori, le prostitute, gli scartati a entrare prima di voi nel regno dei cieli. Mi farebbe molto piacere che se Papa Francesco potesse ascoltare e anche vedere le immagini di questa canzone, che sicuramente gli piacerebbe, perché lui ha usato l'espressione io ancora mi sento come un bambino, perché Gesù ci chiede di ritornare come bambino. Allora mi piacerebbe far vedere e ascoltare a Papa Francesco questa canzone, ma dato che non ci riesco la faccio ascoltare a voi. Ascoltiamola. A volte si fanno la bua, dicono sempre è colpa sua, ma fra le braccia della mamma ritorna subito a giocare. Ecco, i bambini, questa è la caratteristica, che si fanno la bua, si fanno male, però tra le braccia della madre, della mamma, ritornano subito a giocare. Questo è quello che desidera Gesù da noi, non che diventiamo capaci di non farci la bua, di non farci male, e delle volte ci capita anche di fare male a qualcun altro, perché siamo deboli, siamo fragili. Dobbiamo imparare, ecco. Allora, vediamo il Vangelo di oggi, che Gesù ci dice chiaramente che uno solo è il nostro Maestro, non esistono auguri religiosi per piacere, amici miei. Io l'altra mattina passeggiando con la mia cagnolina, mi ripetevo, dico reverendo, Monsignore, Eccellenza, Eminenza, tutti questi titoli che ci danno a noi preti, perché se siamo seguaci di Gesù, se siamo ministri di Gesù, sono poco ridicoli tutti questi termini, no? Eccellenza, Eminenza, ma che eccellenza? Siamo tutti figli di Dio, fratelli, poi qualcuno viene chiamato a qualche ruolo di responsabilità, ma voglio dire, manteniamoci umili. Gesù è molto tosto con gli addetti ai lavori. Ecco, il Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, Gesù si rivolge alla folla e ai suoi discepoli, dicendo state attenti alla folla e ai discepoli, che i discepoli erano gente con problemi, perciò seguivano Gesù, no? Perché chi sta bene non segue Gesù. Chi ha qualche problema serio segue Gesù, no? Allora dice, state attenti che sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei, gente all'apparenza buona, brava, ma in realtà poi sono fragile e debole come tutti quanti, no? Dice, quello che loro dicono, voi osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. I nostri anziani si ricordano il detto, fa chi lo cuprieve te dice, un fa chi lo cuprieve te fa. Ecco, distinguono, ed è triste, no? Perché il prete
come il cristiano, dovrebbe fare quello che dice. Anzitutto dovrebbe essere umile. Non si fa meraviglie a nessuno, non si fa gabbo a nessuno, perché un gabbo coglie. Passate una mano sulla coscienza prima di giudicare un altro, no? E di dire quello là. Vi ricordate le parole di Papa Francesco? Chi sono io? Chi sono io per giudicare? Chi sono io? Non siamo Dio. La cosa più sicura di me, di te, è che io non sono Dio. Questo è sicuro. No? Allora, sti benedetti fratelli, scribi e farisei, uomini religiosi, esternamente, ecco, che fanno? Legano fardelli pesanti e difficili e li impongono sulle spalle della gente, perché la gente ha bisogno di rassicurazione, di conforto, di toccare, a ricevere qualcosa, avere un talismano, una formula che è così, perché il peccato è entrato e quindi ci ha separato da Dio e quindi per rientrare in rapporto con Dio devi fare qualcosa, devi toccare qualcosa. Amici, non è così, non è così. E ci sono persone che sfruttano questo bisogno, che è un bisogno anche di noi uomini. Essi però danno tutti questi precetti, ma non li toccano manco con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri, i vestiti, allungano le frange dei vestiti, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati maestro dalla gente. Tante voglio dire, chiamatemi padre. Siamo fratelli, amici miei, fratelli. Papa Francesco è un fratello nella fede, un grande fratello. Ma voi non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno. A me quando mi chiamano padre, scherzo, figlio, dimmi, magari me lo dicono pure persone più grandi di me, anche se io ormai comincio ad avere un'età che è difficile trovare più grandi. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, il Padre celeste. Non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo, che da ricco che era si è fatto povero, ha spogliato se stesso, Cristo, il Figlio eterno di Dio, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, ha assunto la natura umana, facendosi figlio di una poveraccia, una povera disgraziata, Maria di Nazareth, prima che arrivasse l'annuncio, che dicesse a lei piena di grazia, ma non perché tu ci sei di tuo, ma perché se dici sì diventerai piena di grazia. E l'angelo sapeva che avrebbe detto sì, Dio gliel'aveva detto. Questa è la meraviglia, amici miei, lo stupore. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, se non è così non è grande, è un potente, del quale avere paura, timore, ma non è grande. Chi invece si esalterà sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. Questo è il capovolgimento, capite? Non può essere una religione il cristianesimo, non può essere un insieme di pratiche, un insieme di norme da osservare, perché Gesù ci ha dato un solo comandamento, che è il comandamento che dice la natura di Dio. La natura di Dio è amore, misericordia, bontà infinita. Uno solo è il comandamento di Gesù, ma per riceverlo bisogna stare con Gesù, bisogna conoscere l'amore di Gesù che è molto, ma molto, molto più grande, infinitamente più grande dell'amore della mamma più brava.
Gesù non gli è bastato l'amore della madre, ha cercato l'amore del padre, non tanto il padre putativo che lo ha educato, lo ha custodito, ma il padre eterno, l'amore di Dio. Questo ha cercato Gesù. Allora, amici miei, la grandezza di Gesù è stata di Nazareth, Gesù, che piano piano ha capito di essere il Cristo, il Figlio eterno di Dio, che aveva assunto la natura di questo uomo, che doveva fare la fine che ha fatto, per salvarci tutti, perché non si salva chi proprio non vuole essere salvato, chi proprio fa un patto con il diavolo, che vuole rimanere diavolo, ma se no vuole salvare tutti Gesù, ecco. E questo è il mistero, amici. Perciò noi dobbiamo riunirci nel suo nome e fare memoria di Lui. Se non facciamo memoria di Lui e non scatta in noi un po' di coraggio di mettere in pratica quello che Lui dice, ecco, noi non sperimenteremo mai la nostra vera natura, la natura dei figli. Dovremmo aspettare di morire, perché una volta che moriamo poi scatta per forza, perché Gesù, il Cristo eterno di Dio, quando muore sulla croce non sta fermo, no, e non sta nel sepolcro dove lo mettono il venerdì sera, il venerdì in serata. Gesù va agli inferi, in quella condizione dove si trovano miliardi di persone, a salvarli tutti, uno per uno, a iniziare da Adamo ed Eva. Ecco, perché la stragrande maggioranza degli uomini su questa terra godrà della salvezza di Gesù dopo la morte. Sono pochissimi gli uomini che incominciano a godere e ad essere trasfigurati dall'amore di Dio su questa terra. Ecco, sono i santi che la Chiesa ci indica. Gli altri viviamo così, senza né arte né parte, come impiegati, noi preti, tante volte vescovi, sembriamo dirigenti di aziende, di piccole aziende che poi sono pure meschine, che ora sono finite pure le grandi opere, ma noi dobbiamo sperare veramente contro ogni speranza, che il Signore continui a manifestarsi nonostante tutto, nonostante la nostra resistenza, la nostra ottusità, la nostra cattiveria, la nostra ignoranza, a manifestarsi Lui nella nostra vita, perché quando è Lui che si manifesta, allora ritorna a vivere tutto. Ecco, siamo come quella valle di scheletri che dell'Antico Testamento, quando profetizza su questa valle, ecco, e poi cominciano a formarsi i nervi, i muscoli e quegli scheletri ritornano a vivere. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dell'amore di Dio. Ecco la domenica, il giorno del Signore, Gesù ci dice: venite a me ed io vi ristorerò, vi restaurerò, vi risusciterò. Ecco, oggi, la domenica è la Pasqua della settimana, quindi forza, guardiamo a Lui, come dice il Salmo, e saremo raggianti, anche se ci siamo offuscati, ci siamo imbrattati, ecco, abbiamo peccato, ma la domenica, ecco, andare dal Signore, ecco, proprio con questa speranza che Lui possa agire nei nostri cuori. Questa è una meraviglia. Allora, carissimi amici, perciò ci auguriamo buona domenica, non un buon divertimento, anche, ma il divertimento più bello, quello che ha detto Papa Francesco, di ritornare bambini, che dice Gesù, di sentire questo amore incondizionato, senza condizione, non perché ce lo meritiamo, ma perché siamo figli, sentire l'amore del Padre. Questa è la fame e la sete che Gesù ha e che oggi possiamo soddisfare un po', ecco, lasciandoci amare. Lasciati fare, lasciati amare, lasciati perdonare da chi ti conosce, non ti affannare troppo nella vita, perché il Signore sa ciò di cui hai bisogno e Lui provvederà. Dio vede e provvede. Ecco, allora buona domenica,
cari amici, e arrivederci, a Dio piacendo, alla prossima. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi.